Dopo Verona, il Veneto può contare anche su un'alta arena, quella della Marca. La presentazione del progetto questa mattina a Cassugana con l'avvio della rassegna di spettacoli dal titolo Veneto oltre il 2021, con 8 eventi da Subsonica a Antonello Venditti, tra musica e cabaret. Dall'8 luglio al momento, stando alle prescrizioni anti-Covid, la capienza prevista è al massimo di 2000 spettatori, ma per tutti questa stagione stabilirà se dal 2022 anche la Marca potrà accogliere grandi eventi. È paragonabile all'ippodromo di Firenze, intorno agli 80.000 di massima. Noi non abbiamo rimandato al 2022 perché non avevamo niente di preciso e abbiamo provato a provare la struttura facendo spettacoli da 4.000 sedie e 2.000 persone. Anno di rodaggio quindi per il Sant'Artemio, che comunque non poteva rimanere solo ippodromo. I tempi cambiano, quindi ciò che poteva essere 10-15 anni fa per il mondo dell'ippica oggi non lo è, e avere strutture così importanti dedicate esclusivamente a quell'attività oggi stride. La sfida è anche quella di provare a immaginare una logistica ulteriore che possa anche far ospitare qualcosa di più. Una gran bella sfida è che se l'edizione di quest'anno ci sarà, però ci consentirà di analizzare e studiare anche ipotesi di un pubblico più ampio. Treviso è il primo promotore della trasformazione, anche perché l'ippodromo è di Cassugana, pur essendo nel territorio del comune di Villorba. E toccherà per prima a Villorba assorbire i preventivati 90.000 arrivi, per qualcuno già un azzardo, considerando che Treviso ad oggi conta poco meno di 85.000 abitanti. Senta però, 80.000 persone non è che poi strada ovest diventa sostanzialmente intasata di pedoni che vogliono entrare all'ippodromo. Ma anche lo fosse, che problema c'è? Si tratta solo di organizzarsi, programmare e fare le cose come vanno fatte dalle pubbliche amministrazioni per tempo.